pieno giorno, ferita e sanguinante dall'ex Telecom di via Carducci a Mestre chiedendo aiuto. La donna sarebbe stata violentata forse per più giorni. Il racconto e la paura dei testimoni. Doppia tragedia a Udine, un uomo ha ucciso l'ex moglie a coltellate, poi fuggendo in auto si è schiantato contro un camion ed è morto. Entrambi erano di origini tunisine. Sottoposto all'obbligo di dimora, Rovigo fugge all'alta della polizia durante un controllo a Mogliano. Nel pericoloso inseguimento restano feriti 2 agenti e 3 militari. Poteva avere conseguenze tragiche la perdita di strada di 2 enormi putrelle di ferro da parte di un camion a San Vito di Cadore, colpite 2 auto in sosta, fortunatamente nessun ferito. Torri di Quartesolo, scivola sull'argine del fiume Tesina, una ragazza minorenne rimasta ferita è stata salvata dai vigili del fuoco. Violente raffiche di vento e ingenti danni nella notte nel Veronese, una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco anche nel capoluogo a causa del maltempo, prorogata l'allerta gialla fino a domani. 2 lumini cimiteriali all'ingresso del municipio di Villa del Conte, la sindaca spero si tratti di una goliardata, ma è stata fatta segnalazione alle autorità competenti. Dopo il parere negativo dell'autorità di bacino, la regione dice no alla centrale idroelettrica di San Gaetano a Valstagna. La Val Brenta tira un sospiro di sollievo. Calcio, Vicenza Triestina, nel capoluogo iberico tornano le zone rosse, città blindata per la partita contro i Giuliani domani alle 20 allo Stadio Menti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con la vicenda scioccante scoperta a Mestre. Una 32enne è fuggita dall'ex Telecom di via Carducci, sarebbe stata violentata forse per più giorni. Sono scappata fuori nuda, gridando, piangendo come una matta, poveretta, tutta ferita sulle gambe. Gridando mi hanno aiuto, chiedevo aiuto, mi hanno trattenuto qui tutta la notte. L'abbiamo assistita noi, appena i nostri clienti che erano qua fuori per l'aperitivo ci hanno avvertito di sta ragazza che era mezza nuda dietro un furgone, gli abbiamo messo una coperta e chiamato le forze dell'ordine e l'ambulanza. Era sconvolta, era piena di lividi. Vittima una 32enne che mercoledì verso l'ora di pranzo è fuggita ferita dall'ex centro Telecom di via Carducci a Mestre chiedendo aiuto, come raccontano alcuni testimoni. Si è appoggiata a quel muro e si è coperta. Era spaventatissima, si vedeva che era sofferente e in più era tutta ferita, ricoperta di sangue sulle gambe. Sul posto carabinieri, polizia locale, personale del 118. In ospedale i medici hanno confermato la violenza sessuale. Poi sono stati eseguiti i test tossicologici e i tamponi indispensabili per verificare l'accaduto. E dai primi esiti ci sarebbero elementi sufficienti per ipotizzare uno stupro probabilmente ripetuto, forse compiuto da più persone. Nel frattempo i militari e gli agenti hanno intercettato un 30enne di origine tunisina che hanno portato in caserma, ma la vicenda ha contorni ancora da chiarire e le indagini sono in corso per stabilire con esattezza cosa sia accaduto nell'edificio e di chi siano le responsabilità, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I residenti hanno paura. Questa gente qui gira con un flessibile a pila o con tronchesi molto grandi in tasca. Il giorno stesso che hanno messo quella rete elettrosaldata era già aperta. Qui vanno dentro e fuori a qualsiasi ora, no? E ovviamente vede anche gente che si fa tranquillamente con le siringhe alla luce del sole, trova scene di spaccio in pieno giorno, mattina, pomeriggio, sera. È una latrina a cielo aperto. Il piazzale donatori di sangue è un ricettacolo di malavita. Il complesso da sempre ricovero di sbandati e tossicodipendenti, per questo viene sgomberato periodicamente dalle forze dell'ordine, ma ancora non è sufficiente. All'interno si trova di tutto, comprese siringhe usate e materassi. Solo nel 2023 sono stati fatti in generale 130 sgomberi, con 111 nel 2024, e solo questo palazzo qua ci impegna in decine di interventi, sopralluoghi e sgomberi. Non poco più di 10 giorni fa siamo intervenuti con 3 giorni continui di pulizie, nonché sollecitando la proprietà, che sono intervenuti. Infatti tutto il reticolato che è stato messo in ferro è stato proprio messo 10 giorni fa.
sono state bloccate tutte le finestre interne, purtroppo con le cesoie che delle biciclette si sono riusciti ad aprire un varco e sono entrati. Il comune agisce per quanto sia permesso. Sappiamo che ci sono delle trattative comunque per la vendita, questo è un posto che è di proprietà privata ed è la proprietà privata che se ne deve prendere carico. Noi abbiamo anche diffidato, adesso stiamo procedendo per quanto riguarda una diffida di igienico-sanitaria per l'intervento all'interno dello stabile. A Udine ora, dove un uomo ha ucciso la moglie e poi è fuggito in auto e si è schiantato contro un camion, è morto sul colpo. Entrambi erano di origini tunisine. Le urla di dolore di conoscenti e familiari spezzano il silenzio surreale in via Ioppi. Samia Bent Reyab Kedim aveva 46 anni, cittadina tunisina, madre di 3 figli, 2 figlie maggiorenni e un ragazzo di 15 anni. Un ex marito con cui i rapporti non erano buoni, la separazione che lui non accettava, le liti e il pericolo avvertito dalla donna, tanto che Mohamed Nacheur Saadi, 58 anni, tunisino anche lui, era ai domiciliari a Monfalcone e con un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna. Stamani aveva usufruito di 2 ore di permesso, avrebbe dovuto indossare il braccialetto elettronico, non è chiaro se lo avesse o meno. Fatto sta che ha raggiunto l'ex moglie e l'ha uccisa con un'arma da taglio, uno shock per il vicinato con cui la donna aveva un buon rapporto, nonostante le sfuriate dell'ex marito a cui tutti avevano assistito. Sì, precedentemente abitava qua, poi da tanto che non lo vedevo, perciò credevo che si fossero separati in maniera tranquilla e ognuno per la propria strada. Qualche anno fa c'era stato degli episodi appunto che aveva portato a chiamare magari l'ambulanza piuttosto che le forze dell'ordine. Mi dispiace molto perché, ripeto, era una persona molto gradevole e cortese. Era una persona comunque squisita, spesso ci si fermava a chiacchierare, mi chiedeva molto spesso dei miei genitori come stavano, insomma una palazzina fatta da poche unità immobiliari. Insomma, ripeto, ci si conosce un po' tutti. Dopo aver ucciso Samia, Mohamed è salito in macchina. Quando percorreva a tutta velocità la statale 13 nel comune di Basigliano in direzione Codroipo, attorno alle 13:30 si è schiantato contro un'autocisterna, morendo sul colpo. Che sia stato un atto volontario, una conseguenza di una guida troppo spericolata in condizioni di non lucidità, non è ancora chiaro. Le indagini per ricostruire tutti i dettagli di una vicenda terribile sono andate avanti su entrambi i fronti per tutto il pomeriggio con l'ausilio della polizia scientifica, sia in via Ioppi, dove è morta Samia, sia sulla statale, dove ha trovato la morte il suo assassino. È scappato per evitare il controllo di una pattuglia. Nell'inseguimento 2 poliziotti e 3 militari dell'operazione Strade Sicure sono rimasti feriti. Un cittadino africano sottoposto all'obbligo di dimora a Rovigo ha ignorato l'ALT imposto dagli agenti della polizia durante un controllo a Mogliano Veneto, fuggendo a tutta velocità a bordo della sua auto. La fuga ha scatenato un inseguimento immediato ad alta tensione. L'uomo, che voleva incontrare la sua compagna nel Trevigiano, ha cercato in tutti i modi di seminare la volante della polizia. Nonostante la folle velocità per le vie di diversi comuni, anche della Riviera del Brenta, le forze dell'ordine, supportate da una jeep dell'esercito dell'operazione Strade Sicure, hanno rapidamente raggiunto l'uomo a bordo di una station wagon. Dopo diversi speronamenti, l'inseguimento si è concluso con uno schianto violento in carbonifera a Mestre, un impatto che ha segnato la fine della fuga. A seguito dell'incidente, 5 operatori delle forze dell'ordine, 2 agenti della polizia e 3 militari sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Le prognosi sono risultate relativamente brevi per la maggior parte dei feriti, ad eccezione di un poliziotto che ha riportato una contusione significativa alla mano con una prognosi di 15 giorni e la necessità di ulteriori cure. Una volta preso in custodia, l'uomo è stato condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Nel veicolo sono stati rinvenuti alcuni grammi di cocaina.
Si è rischiata la tragedia questa mattina sulla 51 di Alemania, San Vito di Cadore. Un autoarticolato per cause ancora in corso di accertamento ha perso parte del carico. 2 enormi putrelle in ferro precipitate a bordo strada, colpite 2 auto che erano in sosta. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato fino al primo pomeriggio per mettere in sicurezza la situazione. Ed ora il maltempo. In Veneto è stata Verona la provincia più colpita, forti raffiche di vento e ingenti danni la scorsa notte, 41 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti, tetti scoperchiati, pali caduti e cavi elettrici strappati. Emergenza anche in città, in zona Golosine, dove il vento ha scoperchiato la guaina del tetto della biblioteca, ed in piazza Bra, dove è caduto un cartello stradale, parchi chiusi e treni rallentati in zona Desenzano e Peschiera del Garda per la presenza di rami sui binari. Ed una ragazzina minorenne, forse anche a causa del maltempo, è scivolata sull'argine del fiume Tesina. È stata salvata dai vigili del fuoco. Torri di Quartesolo. Sono le 10 del mattino quando in via dei Finanzieri una ragazzina scivola lungo il pendio dell'argine del fiume Tesina. Rotolata sul terrapieno, si ferma fortunatamente poco prima di finire in acqua. Viene lanciato l'allarme, sul posto si precipitano i vigili del fuoco con 2 squadre da Vicenza. Iniziano le operazioni di salvataggio assieme ai medici e agli infermieri del SUEM 118 e ai carabinieri. La ragazza, dopo essere stata raggiunta e immobilizzata su una barella, è stata recuperata sopra l'argine utilizzando una scala come scivolo. Poi, una volta stabilizzata dal personale sanitario, è stata portata in ospedale a San Bortolo, ferita ma per fortuna salva. E per il maltempo l'allerta gialla è stata prolungata anche per tutta la giornata di domani fino alle 20, così ha deciso la Protezione Civile del Veneto nell'ultimo bollettino. Sono previste ancora pioggia e forti raffiche di vento. La cronaca ancora: 21enne aggredita e rapinata ieri sera a Bassano del Grappa, arrestato un colombiano. Strattonata, ferita, minacciata e derubata. La vittima è una 21enne di Solagna, rapinata ieri sera intorno alle 22:30 in viale Scalabrini, a 2 passi dal centro storico di Bassano. La ragazza stava aspettando il fidanzato quando è stata avvicinata da un uomo che, bloccandole la strada, le ha intimato di dargli i soldi che aveva nella borsa. La malcapitata, terrorizzata, ha consegnato all'aggressore il suo iPhone, ma lui ha continuato a chiederle il denaro, scuotendola e spingendola contro una recinzione in ferro. La 21enne ha iniziato ad urlare per attirare l'attenzione di qualche passante. Il rapinatore si è quindi allontanato. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno trovato l'uomo sul Ponte Nuovo ancora con il telefono della giovane in mano. Per lui sono scattate le manette. Si tratta di un colombiano di 34 anni domiciliato a Bassano. La ragazza è stata soccorsa e portata in pronto soccorso per la cura delle ferite riportate nell'aggressione. La politica, ero, sono e sarò orgogliosamente leghista. Qualcuno si diverte maliziosamente a diffondere la notizia che starei cambiando gruppo, ma è una fake news. Così il consigliere regionale Fabiano Barbisan. Smentisco quindi in modo categorico le voci che mi darebbero verso altri partiti. È una questione di coerenza con il mio percorso politico che ho scelto e il mio impegno nei confronti dei cittadini che rappresento, conclude Barbisan. Questione delle liste d'attesa, ora nella sanità, alta tensione con il governo, con l'ipotesi che il Ministero possa persino commissariare le regioni che non rispettano determinati criteri che, lamentano le regioni, non sono ancora stati definiti. Su questo il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Fedriga, che è anche il presidente della conferenza delle regioni, ai nostri microfoni in un'anteprima dell'intervista che andrà in onda su Tele4 questa sera. Sentiamo. Allora, io non vorrei che per questa voglia di accentrare il potere si peggiorasse il servizio ai cittadini. Quindi come regioni cosa abbiamo detto? Volete mettere delle procedure di controllo straordinario sulle liste d'attesa? Ci va benissimo, però diamoci delle regole serie e chiare. E quindi che la scusa delle liste d'attesa non sia utilizzata per altro, ma sia utilizzata per migliorare la risposta ai cittadini. Purtroppo
proprio oggi in conferenza delle regioni noi abbiamo fatto questa proposta collaborativa col governo. Scriviamo un testo condiviso, il governo, o meglio il Ministero della Salute, ci ha detto no, non vogliamo nessun incontro, andiamo allo scontro di fatto, perché hanno detto vogliamo la non intesa. Io continuo a sottolineare la voglia di collaborazione e dell'alta istituzionale, stiamo parlando della salute dei cittadini. Quindi vuol dire che l'obiettivo è veramente quello che lei teme? No, non lo so, però devo dire che centrodestra che vuole... Devo dire che anche rispetto alle lettere inviate alla conferenza delle regioni dal Ministero della Salute e puntualmente e contemporaneamente inviate ai giornali dal Ministero della Salute, seppure erano lettere alla conferenza delle regioni, io non ho mai risposto e non intendo rispondere, perché penso che fare bagarre politica sulla salute, esattamente come dicevo in Friuli Venezia Giulia, tantomeno lo faccio a livello nazionale, anche se ritengo che delle ragioni ce l'abbiamo, però penso che si discute nelle sedi opportune e non le si utilizza per fare una confusione pubblica che non farebbe capire nulla ai cittadini. Quindi c'è una tensione vera con il ministro Schillaci? No, mi auguro che non sia tensione, c'è sicuramente un'incomprensione importante in questo momento. Sì? 2 lumini cimiteriali all'ingresso del municipio di Villa del Conte, nel Padovano, la scoperta questa mattina. La prima cittadina era andata via dal municipio alle 21 di mercoledì e il primo impiegato è arrivato alle 7:45. È in questo lasso di tempo, poco meno di 11 ore, che ignote mani hanno posato questi 2 lumini cimiteriali nella porta d'ingresso della casa comunale di Villa del Conte. A denunciarlo il sindaco Antonella Argenti. Io non ho idea se si tratti di una goliardata o di un atto in piena coscienza da parte di un adulto, in ogni caso lo trovo sprezzante e davvero oltraggioso. Quella porta è stata costituita attraverso un cancello e attraverso un'apertura automatica della porta successiva al fine di favorire tutte le persone che vogliono accedere alla casa comunale e naturalmente in particolare i diversamente abili. Ed è stata fatta proprio per favorire un'apertura anche visiva alla cittadinanza. Io immagino che colui che ha fatto questa sciocchezza, non oso definirla così, sia un nostalgico di quando il comune aveva un portone perennemente chiuso e una casa comunale perennemente vuota. Forse non è di gradimento la nuova inferriata, aggiunge Antonella Argenti, che ha fatto immediata segnalazione al prefetto e affidato alla polizia locale l'analisi delle immagini registrate nelle ultime ore dalle telecamere di videosorveglianza. Ma a spiacere nei giorni che portano alla Pasqua è il gesto. Un oltraggio a tutti i nostri cittadini, perché alla fine quando si fanno dei cambiamenti anche strutturali è proprio per favorire la vicinanza ai nostri cittadini. Un'offesa ai nostri dipendenti comunali che all'interno di quella casa lavorano e stanno cercando in tutti i modi di rendere accogliente gli spazi comunali e naturalmente anche a chi sta amministrando attualmente la nostra comunità. Sperando che si tratti di una goliardata di cattivo gusto, la prima cittadina ribadisce. Questi gesti non hanno alcun valore se non quelli di dimostrare a se stessi e al resto del mondo di essere delle persone molto vili e codarde. La Regione del Veneto dice no alla centrale idroelettrica di San Gaetano in Valstagna. Esultano i cittadini dell'intera vallata. La centralina idroelettrica a San Gaetano non sa da fare. A dire no questa volta alla Regione Veneto che, visti i pareri negativi dell'autorità di bacino per il rischio idraulico e del comune di Valbrenta, ha deciso di non consentire la realizzazione dell'opera nell'alveo del fiume Brenta. E così, anche se la buona notizia arriva in un giorno di pioggia, sulla vallata oggi splende il sole. Per noi è un no importante, è un no che parte da motivazioni valide, perché dobbiamo ricordare che qui vige un piano di assetto territoriale intercomunale che è un po' il condensato del sentire comune di questi cittadini, e tra queste norme vi è una norma che dice basta lo sfruttamento del fiume, perché il fiume è un valore ambientale, è un valore turistico, è un valore che aggiunge valore a questo territorio. Un no deciso, quello del comune di Valbrenta, espressione anche di un sentimento diffuso nella comunità che si è sempre schierata a protezione del fiume. Fiume che è vita, motrice di attività sportive, culturali, economiche, silenzioso o rumoroso, basso o ingrossato, il Brenta accompagna, nutre e alimenta la quotidianità della gente della vallata. Ha rischiato che fosse compromesso uno dei punti più significativi. Se voi pensate insomma
che non sono molti i tratti navigabili dei fiumi veneti, e se pensate insomma che il progetto prevedeva di garantire la navigabilità solo nel caso in cui ci fossero alcune competizioni, ma qui si vive tutti i giorni di fiume, il fiume è vita e noi abbiamo bisogno di questa vita. La parola fine però non è ancora scritta in maniera definitiva. Il proponente la costruzione della centralina potrebbe fare ricorso, ma le barricate alzate dalla vallata rimangono alte e robuste. Non siamo sicuri che sia finita qua, però noi non demordiamo, sono 15-16 anni che ricorriamo in tutte le sedi, che ci difendiamo e lo faremo ad oltranza perché questa è una battaglia di comunità. Vicenza Triestina, tornano le zone rosse, città blindata per la partita che si svolgerà domani alle 20 allo Stadio Menti. Un'ordinanza prefettizia prevede 5 zone rosse in prossimità di stazione, Campo Marzo, alcune zone del centro e Parco Città, modifiche anche alla viabilità attorno allo Stadio Menti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, il nostro meteo. Arrivederci.